Dal 1° ottobre entrano in vigore le misure anti-smog. È stato approvato dalla Giunta il piano di riorganizzazione delle deroghe che consentono la circolazione ad alcune tipologie di veicoli. Le eccezioni razionalizzate e riformulate passano da 31 a 25. Sostanzialmente vengono eliminate 3 deroghe ritenute superate relative alla circolazione dei veicoli in prova, delle autoscuole e di chi assiste soggetti in isolamento fiduciario per Covid. Le novità sono fondamentalmente un riordino che abbiamo operato sulle deroghe. Le deroghe prima erano 31, sono diventate 25, abbiamo fatto un accorpamento di alcune deroghe e alcune sono state eliminate perché non aveva più senso che esistessero. Fondamentalmente però il diritto del cittadino a muoversi si è impossibilitato a usare i mezzi pubblici compatibilmente con il proprio orario di lavoro e la localizzazione è rimasta, quindi i cittadini non si devono preoccupare che in caso di stretta ed evidente necessità, ovviamente dichiarata con una autocertificazione, sarà possibile usare l'auto anche se inquinante. Ovviamente noi incentiviamo l'utilizzo dei mezzi pubblici e una forma di mobilità sostenibile. Le limitazioni anti-smog resteranno in vigore fino al 30 aprile.